Ecco qui, sicché farsi auguri per la fine dell'anno e il principio di quel neuf, e fu appunto un po' in promemoria. Dopo la memoria magari la farà anche un po' di fette, magari mi ricordo mica più scos, però insomma la prima roba è che è un po' che parlino di politica, di vita sociale e compagnia bella, le trimesche che sta in elezione nel governo. Io concludo, diciamo, l'anno sottolineando una cosa che secondo me è ancora poco posta all'attenzione, cioè il fatto che c'è un continuo calo di afflusso al voto, ed è una cosa poco bella, perché la gente se non partecipa al voto ci sarà qualche motivo, è da approfondire. Io ecco, però dico che se dobbiamo pensare al nostro futuro, l'altro ieri volevo fare questo video su questo tema, l'altro ieri era sia San Tommaso Becket che San Davide Re, due figure che ci richiamano appunto all'impegno politico, al ruolo di chi ha responsabilità di governo, e quindi cose su cui dobbiamo tornare a riflettere. Mi aggancio con questo al fatto che domani, e vorrei ricordarlo poi con un altro intervento specifico, ma domani è il 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, della nostra Costituzione, che invece il 27 scorso ricorreva lo stesso anniversario della promulgazione. E anche su questo, che dire, 75 anni sono tanti. C'è chi era appena nato quando l'ha vista nascere, e noi dobbiamo difenderla, secondo me, dobbiamo difenderla, attuarla. E poi che è un'altra roba, in che anche che ho ricordato che il design di me gente che andrà a fare compagnia al Padre Eterna, l'anno prossimo anche venga in altri anniversari letterari, perché l'anno passato era stato quello del Dante, del Porta, e l'anche venga i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni. E ora una roba che vorrei fare già è di passare, però anche qui il tempo è sempre poco, ma vorrei fare che Manzoni legge Manzoni, per cui ecco, direte come te la tiri? No, vabbè, puoi leggere anche un po' in d'altri, sono mica domani, però volevo così fare delle letture che, se a qualcuno piace, si potrebbe anche concretizzare in qualche momento così, diciamo, comune insieme. Detto ciò, con altri piccoli video che farò di auguri, vi auguriamo tanti bei rop a tutti i vostri famiglie, a quelli i vostri cari, i vostri gente, e insomma, vorremmo bene e buon 2023. Ciao ciao a tutti!